Allora, Victor, siete venuti qua a prendere i vostri familiari. Sì. E qual è stata la loro storia? Qual è stata la loro odissea per arrivare fino dopo il confine ucraino? È arrivato per questo perché noi scelto un nuovo presidente giovane, e lui ha fatto di più di tutti. Che giuro che io anche vedo che lui ha fatto di 2 anni, ha fatto strade, lui numero uno. E questo è cominciato la guerra proprio che c'è un pazzo, signor Putin. E di questo. Ma e i tuoi familiari che cosa hanno fatto? Cioè, come sono arrivati fino dopo il No, confine? solo è arrivata mia sorella e piccola bambina di lei. E E tutti i maschi rimasti là, tutti, perché non possono uscire da 18 a 60 anni. e cosa ti hanno raccontato di questi giorni? Guarda, io una settimana già piango, eh, una settimana, guarda, non voglio anche, tutto distrutto, tutto. Pensa tu che tu lavori tutta la vita, fai famiglia, spacchi il culo, e dopo arriva uno e ti fa così e ti spacca tutto. Cosa fai? Noi facciamo lo stesso. E da dove arrivano? Da che città arrivano? Io arrivo da Khmelnytsk, Staro Costantinio, dove c'è l'aeroporto, quello là. Sì, Ok, avete anche, oltre alla sorella, hai anche amici? sì, Ancora... è rimasta nonna, nonno, è rimasta cugini, tutte famiglie, tutti quelli che io conosco, tutti rimasti là. Loro non vogliono proprio venire qua perché sono di cuore. Anche io volevo andare sul battersi, però io, diciamo, ho preso cittadinanza, no? Io vado, che fa ancora peggio, però ho detto io faccio aiutare, faccio pacche, portare medicina, antibiotici, tutto quello che posso fare.